Pal Nadal 2022 a manchin anche mo un par di mesi, ma in chiarnie si fa imbielgià gli provis generals perché che sarà una vetrina incredibile. La Segreteria di Stato dal Vatican ha lasciato il giud Sudri e i suoi mestri artesans per realizzazione dal presepi che, come ogni dicembre, al ven mettuta ad un tal cur di Place Sampieri. Un traguardo che l'ha insuperbito non nome Lamont, ma tutti il Friul Vignesi e Giulie. E tra i protagonisti di queste avventure è anche il Museo Chiarniel des Arts e Traditions Popolars Gortani di Tumiec, che a dicembre 2021 ha promovuto un'iniziativa di presepis fats in len, ideate da Stefano Comelli, con la collaborazione da fotografe Ulderica da Pozzo. E vi pensate di fare un'iniziativa per tenere vive questi progetti. Quindi vi dite, noi che siamo il museo che in Fonza rappresenta tutte le Chiarnie, e vi coinvolto tutti i comuni da Chiarnie e vi fate un presepe da statue particolari, lo vi inaugurato e lo vi tenuto dal giardino del museo per tutto il mese di dicembre. E ogni statua, ogni sagome rappresentava ogni comune da Chiarnie. Allora era simbolicamente un modo di dire la Chiarnie intera accompagna questo progetto di Sudri che arriverà a Roma. Al Museo di Tumiec sono tanti altri le novità, per esempio il progetto Museus Vierz, musiche prodotte dal territorio, con concerti musicali, visite guidate, esposizioni di prodotti tipici da Mont, spiegazioni sulle attività delle aziende e laboratori per i frutti. Ma c'è che mi piacerebbe sottolineare che noi non siamo il Museo delle Arti Popolari Michele Gortani, ma stiamo lavorando da 3 anni anche con Carnia Musei, che è, secondo me, un aspetto fondamentale. Io vi attaccata a fare un progetto con Radio Magica sulle mappe parlanti e vi coinvolto anche i musei di Carnia Musei. Quindi questa collaborazione per noi è fondamentale. Ma stiamo mettendo ad un progetto importantissimo, che è quello di rifare completamente tutto il percorso del museo. Considerate che qui vi 30 stanze, e vi una montagna di oggetti un po' più elati, però insomma è più un deposito che un museo. Non splagiaresca si sentisse il rumore dal fare, che è dalle erbe, non splagiaresca si sentisse i profumi dalle erbe, la cucina ha di diventare un posto là che si la vive, non sai, mi vengono tagliati i frutti. Tacchina fa le vivi queste cucine, facendo in modo che capiscino c'è mucca si lavorava, c'è mucca si viveva in queste cucine chiarnielis. E dopo tutto il percorso che noi abbiamo intenzione di aggiornarlo anche tecnologicamente, di fare un alt che può essere veramente innovativo e che può di là in davanti manco almeno 10-15 anni, qualche cosa di importante, ma soprattutto attrattivo, cioè il museo alla di essi vissuto. Il museo non ha di essere una roba a parte, biele ma non si tocchia, bisogna stare attenti, no, ha di essere vissute come che dicevi prima. Quindi noi vi intenzione e vi già attaccata a chiacchierare con gli imprenditori e gli artigiani, le associazioni, proprio per lavorare con loro e che il museo diventi una roba anche loro. E poi il progetto su tutta, vuole fare il laboratorio delle scarpette. Stiamo già lavorando con l'ENAIP, siamo a buon punto, vuole fare le scarpette come che si faceva una volta, quindi con le solette fatte come una volta, ma di diventare una valorizzazione dei nostri prodotti, ma di diventare anche un'opportunità per qualcuno che magari ha un lavoro che tu puoi fare a casa.
museo comunque ha un suo percorso, perché vengono trattati tanti aspetti da vita, oltre appunto che già citati, che attingono la tessitura, la filatura, i costumi, la religiosità popolare, che aveva un aspetto importante per il nostro popolo. Quindi io dico vari elementi che caratterizzavano la fede, la religiosità che era tanto sintude in Chiarnie nei secoli passati. Queste arche venivano date in dotazione a scomaris, alle levatrici, con la partecipazione economica anche dal plevan. In modo che quando nasceva un frutto che aveva bisogno di cure speciali, facesse da incubatrice ante litteram, impartegna il fruttino in tal alt. E soprattutto veniva droppate, e questo spiega il nome arca battesimale, in tal momento del battesimo. Una volta bisognava battere al frutto il prima possibile per scongiurare il rischio che era elevato di morte appena che un fruttino era nasciuto. Un'altra roba che è interessante in questo periodo che stiamo vivendo come sono le scrasuli, le raganelle che venivano fatti suonare dal Wiener Sand fino alla domenica di Pasqua, quando non si poteva suonare le campane per rispetto a Cristo che era morto, quindi si facevano risuonare le raganelle, le scrasuli.